che ci siamo trovati davanti a una contraddizione, nel senso che ci aspettavamo una recrudescenza, un'impennata di casi di ansia e di depressioni durante la pandemia, cosa che non c'è stato, cosa che invece stiamo affrontando proprio in questo momento, come abbiamo affrontato questa recrudescenza l'anno scorso proprio all'uscita della pandemia verso giugno-luglio. La mancanza di regole certe potrebbe essere questa una delle cause dell'aumento di casi da disturbo d'ansia o depressione, soprattutto tra i giovani. Giovani che hanno sofferto la mancanza di socialità e la mancanza della scuola o della frequenza all'università. Stiamo registrando un'impennata di ragazzi giovani, diciamo dai 18 ai 25 anni. Ecco, per noi diciamo che si tratta un attimino di quello che chiamiamo piccola psichiatria, dunque disturbi d'ansia, disturbi ossessivi e disturbi depressivi. Piccola psichiatria che non è piccola psichiatria per questi ragazzi, proprio perché questi ragazzi sono in difficoltà fortissima a ricostruire la loro vita, a trovare un modo per ripartire dopo un'interruzione durata 1 anno e mezzo. Ecco. Ragazzi che probabilmente poi durante quest'anno e mezzo non hanno fatto esperienze sociali con i loro amici, non hanno avuto uscite, non hanno potuto in qualche maniera vivere e dunque si ritrovano davanti a un momento fortissimo di incertezza su come ricominciare a vivere. Ai giovani si affianca chi ha sofferto della mancanza di un lavoro, mai chiusi neppure durante il lockdown i servizi di psichiatria che seguono in tutta la provincia di Padova più di 15.000 utenti e infatti i pazienti storici hanno retto. Paradossalmente i pazienti storici sono stati molto più bravi rispetto a quello che pensavamo e questa è una constatazione che tutti i colleghi della regione in qualche maniera hanno fatto. I pazienti storici sono stati sostenuti dalla psichiatria, cosa che probabilmente è stata molto più difficile da attraversare per i pazienti, per i ragazzi giovani.